Cari amici, benvenuti ad un altro appuntamento con Spazio Vostro qui a Televenezia. Oggi parleremo di sport e lo faremo veramente con grande entusiasmo insieme al presidente del Basket Mestre 1958, l'ingegner Guglielmo Feliziani. Benvenuto Buongiorno. a Spazio Vostro a Televenezia. Grazie dell'invito. Grazie a te di essere qui e di essere nostro ospite. Allora, di cosa parliamo? Ovviamente di basket, parliamo di sport, ma parliamo di uno sport che in quest'anno ha avuto, diciamo così, un risultato veramente eccezionale. Dopo 37 anni, una lunga, diciamo così, attesa, il basket appunto Mestre arriva finalmente ad un risultato eccezionale, quindi con un tripudio e un trionfo importante. Che cosa è stato per te e quali sono stati poi anche, diciamo così, i feedback da parte ovviamente sì, soprattutto dei tifosi che penso siano impazziti? Sì, beh, tutti siamo impazziti un po' tutti. Esatto. So che non hai dormito neanche tutta la notte, per cui... È stata una lunga notte, diciamo che sì, per come era andata la stagione ha amplificato le emozioni, perché siamo partiti male con la stagione scorsa, non trovando bene la quadra tra giocatori, staff, coach, c'è stato un periodo un po' difficile. Ci siamo trovati a novembre circa, diciamo un quarto del campionato che eravamo nelle posizioni, nelle retrovie, pur avendo fatto una squadra a nostra opinione molto competitiva. E da lì abbiamo cominciato una cavalcata, una risalita importante. È subentrato un giocatore Giordano, sì, che tra l'altro un giocatore del territorio, quindi che ha creato entusiasmo anche locale. Questo è molto importante. Questo è molto importante. Poi è subentrato un super coach, sì, un allenatore di primissima fascia come Mattia Ferrari. La squadra, oltre a questo, la squadra ha cominciato a trovarsi meglio tra di loro, è scoccata la scintilla, quella che a volte scocca in una squadra, e ha cominciato a giocare sempre meglio, a fare risultati, finché abbiamo centrato i playoff, sesti, quindi neanche tra le prime posizioni, pur avendo vinto molte partite, non siamo riusciti a ritornare proprio primissimi. E però dopo ai playoff abbiamo dato il meglio di noi e dopo tutta questa risalita abbiamo coronato il sogno a 100 con quella partita mitica dove c'erano 1000 mestrini biancorossi tutti sulle tribune, un'immagine che mi resterà a vita, sì, cioè un muro biancorosso proprio che ha sostenuto la squadra, e lacrime. Quindi siete in una soddisfazione pazzesca. Siete mi vengono ancora i brividi a pensarci. Immagino, le provo anch'io perché condivido e sento la tua emozione, quindi ovviamente 40 è ovvio. Anni dopo, io ero bambino, ragazzino quando tifavo. Parliamo un attimo, torniamo un po' indietro un attimo a questa passione, da dove è nata questa Vuoi passione? Proprio farmi sentire vecchio, quindi no, dai, scherzo. No, è una questione di esperienza, perché ovviamente, sì, certo. Allora, lui fa anche l'ingegnere, quindi dovete sapere che è un imprenditore, ha una famiglia anche numerosa e non so neanche come faccia ovviamente a gestire tutte queste cose, anche perché gestire una squadra che adesso è in Serie A2, voglio dire, è impegnativo, il Basket Mestre insomma si sta veramente impegnando ed ha anche dall'altra parte un altro, diciamo così, concorrente, diciamo famoso, che è la Reyer, ovviamente, certo, che però so che andate molto d'accordo, anche avete ricevuto anche poi tra l'altro un importante riconoscimento dal sindaco per questa cosa, alla promozione che che cosa vi ha rilasciato? Un leone di ceramica, credo, molto bello. Molto bello, e quindi avete una bella collaborazione. C'è un po' di competizione, sana competizione. È normale, ma c'è più a livello di tifoseria la competizione. Noi difficile competere. Quindi secondo te con chi ha vinto 3 scudetti negli ultimi 10 anni. Però diciamo che il basket Mestre appartiene più a Mestre, secondo te? No, allora, come possiamo definirlo rispetto a una Reyer? Per come sono nato io, per quello che è stata la mia vita qui a Mestre, Mestre è sempre stata Mestre, e Venezia era una città bellissima vicina a noi, e i veneziani però non si sentivano mestrini, nemmeno i mestrini veneziani. Questo era come sono cresciuto io, era così.
sono cambiati i tempi, non lo so, vedo che ancora un sacco di gente la pensa come me, nel senso con tutto il bene che si vuole, per quanto sia un unico comune, quindi un'unica gestione, però un minimo di campanilismo, diciamo di quartiere, come dire, ecco, cioè il mestrino è mestrino, il veneziano è veneziano, come dire, amici, cugini, ma leggermente diversi, ed erano bellissimi i derby in cui ci si trovava tutti insieme in curve opposte, in cui, non so, noi prendevamo in giro loro gondolieri, loro, non so, ci dicevano frasi del tipo Campagnoli, ecco, però erano frasi goliardiche, ma c'era quel senso di appartenenza a due realtà diverse. Ci stanno. E quindi per me esiste ancora il bello dello sport è anche un po' il campanilismo, quindi il fatto che ci siano delle squadre diverse anche nella stessa città, c'è a Bologna, c'è a Milano, c'è a Livorno, c'è a Roma, ce ne sono e non sono mai negative, portano entusiasmo. No, certo. Poi il derby secondo me è sempre la cosa più entusiasmante, perché ovviamente il pubblico poi lì si scatena. La prossima lacrima la farò al derby, il giorno che ci sarà il derby farò un'altra. Sai la data? No, non si sa. Però sono abbastanza convinto che succederà. Dai. Sì, sono abbastanza convinto che ci arriveremo. State attenti che... Ci vorrà un po' di tempo, ma secondo me sono abbastanza convinto che ci arriveremo. Sicuramente ci arriverà, anche perché allora tu sei all'interno del basket Mestre, scusami, da quanto tempo? Sei già lì dal 2012, giusto? Anni, sei lì dal 2012. Sì. Questo è il 14esimo. E sei partito da quando la sguadra era in promozione, diciamo. Sì, no? Quando sono entrato io il primo anno era in promozione e io in accordo con la Alessia da Canal, che a quel tempo era già inserita all'interno della società, ci siamo accordati, ho detto a lei, perché io avevo degli altri impegni miei, non potevo farlo, di fare lei magari la presidentessa per quell'anno, e io però avrei fatto il patron, cioè avrei preso in mano le cose, avrei cercato di riorganizzare la società per portarla su. Infatti ho comprato i diritti di C-Silver da una società padovana, e da quel momento siamo ripartiti. Quando sono entrato io, mio figlio ha giocato in promozione con il Mestre. L'anno dopo io ho comprato i diritti per la C-Silver e siamo partiti dalla C-Silver, che abbiamo tra l'altro fatto alla grande, vincendola subito. Infatti l'Alessia è stata la presidente della prima promozione dalla C-Silver a C-Gold nel 2012. Poi da lì è stato ogni 4-5 anni è stato un passaggio di categoria, C-Gold, cioè C-Silver, C-Gold, poi siamo passati dalla C-Gold alla B, prima la B era una B2, poi è diventata una B eccellenza e poi siamo passati alla A2, quindi è stato veramente un percorso importante. Però diciamo che il basket Mestre ha comunque una storia molto più lunga. Caspita. Voi voglia di raccontarli ai nostri amici un po', perché non proprio magari entrare proprio però un po' una infarinatura di quello che è stata la storia di questa squadra, perché giocava, voglio dire, in Serie A anche in epoche un po' più lontane, voglio dire, cioè, nel 74-75 se non erro era in Serie A. Sì, assolutamente. Allora, io ero molto piccolo, quindi ancora non la vivevo, però sì, diciamo, ho cominciato a viverla verso la fine degli anni 70, cioè la fine, scusate, metà degli anni 80, dove cominciavo a avere, prima perché io, diciamo, del 66, quindi avevo 14 anni, quindi sì, alla fine degli anni 70, tipo 77, 78, 79, lì ho cominciato le prime volte, poi fino al famoso 89 in cui si è spostato tutto il nostro presidente Celada del tempo, per ragioni pseudo-politiche, di opportunità, eccetera, si è spostato a Desio e a quel punto è crollato il progetto. Però sì, il basket Mestre ha una storia, anche prima che abbia cominciato a seguirla io, dal 58 è stata costituita, prima era il dopolavoro della Montedison, poi hanno cominciato vari marchi, in mezzo c'è stata la Duco, la Cucchi, la Duco, poi è diventata la... Infatti si chiamava Duco Mestre. Sì, poi c'è stato il periodo della Superga, che è stato il periodo che io ricordo di più, perché giustamente erano gli anni in cui ero ragazzino, e quindi per me la Superga rimane quei tempi di Ciacchiura, John Brown, quindi poi c'era stato prima
comunque anche prima un periodo d'oro con la Serie A, come dicevi tu, degli 74-75, non ricordo il marchio, poi ha continuato, c'è stata tutta un'evoluzione, si passava dalla A1 alla A2, poi si tornava in A1, poi è stato anni di successi, di divertimento, anche di delusioni, però belli. Poi dopo perché c'è stato questo calo? Cosa è successo? Lì è stato una scelta, credo sì, più di interessi, da quello che ho sentito, adesso non ricordo esattamente i dettagli, però una cosa più di interessi quasi politici, perché si voleva dare spazio alla Reyer Venezia, allora si è detto, allora credo che Celada abbia preferito a quel punto, o sia stato invitato a spostare il suo pacchetto altrove, qualcosa del genere, quindi per varie vicissitudini a un certo punto e poi sei arrivato tu. È finito che lì. Hai cambiato le poi cose. In realtà è finito anche quello Reyer a quel tempo, perché dopo non è durato neanche a lungo, c'è stato un periodo di oblio anche della Reyer. Certo. Poi Brugnaro ha reiniziato, prima di Brugnaro c'era stato credo lo stesso Casarin, e poi è entrato Brugnaro nei primi anni 2000, credo, adesso sto andando a spanne, per ricostruire il percorso della Reyer. E allora lì la Reyer, poi ovviamente più rapidamente di noi, anche perché hanno una capacità di fuoco a livello economico più alta della nostra, certo. Sono risaliti dalla B, poi la A2, poi la A1 negli anni 2000 sostanzialmente. Ecco. Molto bene. E noi invece siamo arrivati dopo, dal 2012, piano piano, un po' più lentamente, però chissà che arriviamo. Però hai risalito questa china arrivando effettivamente a un risultato straordinario. Sì, straordinario, sì. Il Basket Mestre dovrebbe farti un monumento, credo. Ma siamo un bel gruppo di So che siete un bel gruppo, molto affiatati. Sì, alla fine il merito va sempre condiviso con gli uomini che hai attorno, con le donne anche che hai attorno. Certo. Guglielmo, ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità e poi ritorniamo per parlare ancora di basket insieme, del nostro Basket Mestre. E cari amici, un po' di pubblicità e poi ritorniamo subito in studio. A dopo. A dopo. Eccoci, siamo ritornati in studio a Spazio Vostro, qui su Televenezia, siamo in compagnia di Guglielmo Feliziani, dell'ingegner Feliziani, che è il presidente del Basket Mestre 1958. E abbiamo parlato ovviamente di quello che è stato il successo a cui è arrivato appunto quest'anno, dopo la vittoria di 100, siete ora in A2. Come sta procedendo intanto il campionato? Tutto bene? Tutto a posto? Allora, bene, sicuramente bene. Siamo partiti molto bene, vincendo le 3 delle prime 4. Caspita! Quindi, poi abbiamo avuto però adesso le ultime 3, invece abbiamo avuto le ultime 4, abbiamo avuto delle defiance. Ma in realtà delle prestazioni molto molto buone, molto divertenti, alla pari con tutti, anche con squadre che sono state costruite per campionati diversi dal nostro. Noi l'obiettivo di quest'anno è salvarsi, altre hanno obiettivi più alti, ma ce la siamo sempre giocati alla pari, addirittura anche arrivando in vantaggio agli ultimi minuti. Poi è mancata un po' la fortuna, un po' l'esperienza, e quindi abbiamo perso di misura molte partite. Ecco, quindi diciamo il percorso delle ultime 4 partite ci ha portato a alcune sconfitte che adesso dovremo diciamo recuperare, elaborare e metabolizzare per crescere e per portarle a vittorie le prossime. Ecco, quindi, però sono molto contento, la squadra mi piace tantissimo, sono ragazzi terribili che fanno divertire anche il pubblico. Sono proprio dei ragazzi giovani ma pieni di energia. Infatti ti faccio una domanda adesso, visto parlando di quello che è il tuo staff, di quelli che sono poi i tuoi giovani, eccetera. Hai già in testa gli uomini, a parte che è già partito il campionato, eccetera, i tuoi uomini, i tuoi roster su cui puntare? Come hai in mente di continuare? Ho una direzione sportiva che è parliamo anche un po' anche dei tuoi fantastica, colleghi, perché Samuele è importante. Martone è un direttore sportivo eccezionale. E poi ho uno staff tecnico dall'allenatore, che è Mattia Ferrari, ai suoi assistenti, sono tutti di livello veramente super. Quelli che abbiamo preso quest'anno si stanno rivelando dei super allenatori. Io aspettavo dei biglietti che non sono mai arrivati. Quelli sai che non c'è problema.
Lo dico perché mi hanno detto dopo fuori ti onda mando i sistemiamo. biglietti, non sono mai arrivati. E Io volevo vedere sto... già. arriverà Guarda, un quando giorno. vuoi sei gradita ospite. Lo so, lo so. E Quindi lo un staff grande e il coach direttore sportivo attivo, sono veramente dei fuoriclasse e hanno costruito un roster, ovviamente con quello che poteva essere il budget di una neopromossa, che come siamo noi, un roster veramente di super livello, di tutti i giocatori motivati, giovani, che hanno un futuro roseo e che hanno anche un presente molto solido, perché stanno dimostrando sul campo che se la giocano alla pari con i più blasonati. Quindi io posso solo dire di essere contento. Dei ragazzi poi ho un'ammirazione incredibile, perché questi ragazzi sono veramente, lavorano duro, sono proprio dei ragazzi dedicati. che hanno una voglia matta di emergere, di fare esplodere la squadra, quindi sudano, lottano fino all'ultimo secondo. I risultati arrivano. Adesso sono arrivati, ma ne arriveranno molti di più. Quanto tempo si allena un ragazzo, cioè un campione di questo Normalmente livello di Serie A? loro fanno circa 8-9 allenamenti a settimana, fanno i pomeriggi sempre e le mattine mi pare 3 volte, più fanno poi l'allenamento di tiro, fanno i vari video, quindi sì, fanno tempo pieno. Sono proprio sì, professionisti a tempo pieno. Sì, fanno mattina e pomeriggio sempre. Sì. È come se fosse proprio un lavoro, una professione, lo è, anche sono se proprio degli sportivi. la A2 viene considerata dilettantistica, in realtà molti delle persone che ci perché lavorano... viene considerata dilettantistica ancora? Quando è che invece diventa allora in A1? La A1 diventa professionismo. Diciamo che a livello di impegno loro impegnano l'intera giornata, magari non intera in termini di 8 ore, ma comunque fanno diverse ore al giorno, mattina, 2 ore magari al mattino e 2 al pomeriggio di allenamento, eccetera. Fanno quello e non riescono a fare altre attività, non si conciliano le attività. In A2 non riesce a conciliare attività diverse col basket, quindi chi fa questo, anche gli allenatori stessi, lo deve fare sostanzialmente a tempo pieno, perché poi hai i tempi di recupero, hai la preparazione del match, sono assorbiti totalmente. Faccio una domanda un po' provocatoria. Allora, alla 2 ci sei, ovviamente ci rimani. Perché bisogna fare in modo, bisogna lottare col coltello fino all'ultimo. Esatto. E la 1? E la 1 ci vuole, come ti dicevo prima, è un obiettivo chiaramente di medio percorso, cioè adesso devi intanto consolidarti in A2 e restare. Poi devi aumentare la tua struttura, aumentare le tue entrate anche, cioè strutturarti bene, come abbiamo fatto in B, come abbiamo fatto in C. Il primo anno ti ambienti, il secondo ti rinforzi, il terzo cominci a fare magari i playoff, il quarto fai playoff di buon livello e il quinto magari provi ad andare su, ecco, perché a quel punto sei strutturato abbastanza da provare il salto. Ecco. Quindi io vedo un percorso di 4-5 anni nel quale dovremmo arrivare a poterci giocare magari le chance. Ecco. Caspita, veramente notevole, cioè nel senso che voglio dire non manca molto. Cioè, 4-5 anni non sono neanche pochi. Non sono pochi, però guarda che passano... È lavoro, però passano veloci. Guarda che ridendo e scherzando. 13 precedenti che sei partito dalla promozione, sei arrivato in A2. Passano, certo. 4, con mille rotture sono? Di scatole nel percorso, perché è vita, però sì, passa. Io credo che poi anche tutto il seguito di tifosi che ci sono saranno quelli a darvi, secondo me... I tifosi stanno aumentando sempre di più. Stanno aumentando l'ultima partita erano 1400, io mi ricordo persone, anche per la partita di 100, se non sbaglio, c'erano più di 800 biglietti, avete venduto per... Era un migliaio di un pubblico bellissimo proprio. Cioè, e quelli sono gli stessi che adesso stanno continuando a venire al Taliercio, magari un po' meno, qualcuno ancora probabilmente non è venuto, ma mi aspetto che arrivi. Arriveranno, certo, se c'è questa previsione anche della l'obiettivo è chiaro. Per arrivare in A1 noi dobbiamo colmare un gap che abbiamo oggi nei confronti del 90% delle squadre di A2. Il 90% delle squadre di A2 che noi incontriamo hanno incassi del palazzetto che sono 4 volte i nostri. Questa è la realtà. Però voi continuerete a rimanere al Taliercio, giusto? Sì, in A2 sì, per forza. Oggi per noi il Taliercio è un'entrata, ma è tra virgolette ancora modesta.
per poter cominciare a sognare veramente di fare una 2 di alto livello e poi tentare la 1, il Taliercio deve vedere 3.000-3.500 mestrini sempre lì tutte le domeniche. Allora, Amici, dovete sostenere... allora puoi farcela a puntare alla 1, fino a che ne hai come adesso, che sono buoni, ma è un punto di partenza, i 1.400, 1.500 sono pochi. Quindi bisognerebbe duplicarli. Sono pochi, sì, perché duplicare vuol dire entrate, fare tante entrate che moltiplicate per 20 partite prima dei playoff diventano sono centinaia di migliaia di euro all'anno, allora, amici, che permettono di affrontare alla pari con le altre, perché Brindisi fa incassi importanti. Io prometto che vado, nel senso Fortitudo fa incassi enormi, certo. Un po' tutte le società del nostro campionato hanno, hanno una voce incassi dal botteghino, dalle vendite dei biglietti molto più alte delle nostre. Quindi impegniamoci perché è un percorso, bisogna farlo un po' alla volta, bisogna conquistare il pubblico mestrino. Io parlo a loro, nel senso parliamo a loro perché è importante, perché la squadra è la squadra della città. Tra l'altro si divertono, tutti quelli che vengono si divertono un mondo a venire, perché c'è un entusiasmo, c'è un calore da noi in palazzetto che è bellissimo. Il problema è venire, legarsi un po', cominciare a credere nel progetto, fidelizzarsi, a portare i propri amici. È un percorso, ci vuole tempo, non fai con lo schiocco delle dita, sappiamo che è un lavoro, però il lavoro che noi dobbiamo fare nel giro, come noi vogliamo arrivare in A1 magari in 4-5 anni, per arrivare in A1 in 4-5 anni, in un paio d'anni noi dobbiamo aver riempito il Taliercio con 3.000 persone. Ecco. Quello deve succedere. Questi sono i vostri obiettivi. L'obiettivo è entro la prossima stagione avere 2.500-3.000 persone sempre al Taliercio. Va bene, ascoltami, io ti chiedo anche poi, voi siete impegnati anche nell'ambito sociale, anche con il Baskin, vuoi parlarne un po'? Sì, assolutamente. Il Baskin è un progetto bellissimo che stiamo portando avanti anche in collaborazione con Fattibillimo di Mogliano, dove c'è la Mara Girardi che è la nostra responsabile del Baskin. Stiamo facendo un lavoro veramente super, anche di reclutamento, di aggiunta di nuove figure, di tutor, eccetera. È uno sport bellissimo, cioè vedere questi atleti normodotati giocare insieme. Dandosi il 5, abbracciandosi con gli atleti magari che hanno delle disabilità e facendo sentire, perché è la realtà, in quello sport tutti contribuiscono alla pari sostanzialmente, quindi fai sentire totalmente integrato una persona che magari ha dei limiti suoi di disabilità che però supera con delle regole un po' particolari, è bellissimo, fa venire le lacrime proprio. Chi va a vedere una partita di baschino, anche solo una esibizione, è bello. Quando è che si possono vedere, ad esempio? Allora, gli allenamenti ci sono una volta a settimana, noi facciamo allenamento e poi le partite le stiamo organizzando, poi ci vuole un po' di tempo, ma credo per fine anno riusciamo Comunque voi avete un sito dove ovviamente ci sarà il vostro una pagina, Baskin, certo, quindi se qualcuno ha il piacere di anzi, se qualcuno anche vuole, perché stiamo continuando, vuole venire a provare, a vedere, molto volentieri che ci contatti. E la quota rosa? Le quote rosa ne abbiamo, madonna. Le quote rosa dici in generale nella società, madonna, certo. Siamo assolutamente in linea. Raccontami un po' di queste donne. Abbiamo un sacco di donne molto valide all'interno. Abbiamo in vari ruoli, belle donne hanno... No, perché sembra sempre che sia un mondo, legato al mondo maschile, eccetera. Invece in realtà... Essendo campionato maschile, questo qua magari su alcuni ruoli più tecnici spesso ci sono uomini. Però per esempio abbiamo un'allenatrice bravissima, più di una ne abbiamo, ma ne ricordo magari 2 o 3 del nostro settore giovanile. La Lisa Tanozzi per esempio adesso è diventata è un membro della federazione qua a livello di reclutamento e allenatrice, diciamo, selezionata per fare le selezioni regionali. È una ragazza bravissima che sta facendo strada con noi, siamo solo contenti. Un'altra è la Franca Succol, che da tanti anni che ci segue la parte dei bambini più piccoli ed è perché voi avete anche super, dai 4-5 anni già comincia a farli giocare, 5 anni normalmente comincia a farli giocare con la palla
E poi ne abbiamo altre, ma poi abbiamo nel settore anche dirigenziale nostro, la Sabrina si occupa di tutta la parte amministrativa e della parte di coordinamento vario delle varie attività, tra cui biglietteria eccetera, ed è super. Sì, ma è uno staff importante fatto da donne che collaborano, che lavorano alacremente. Ne abbiamo diverse e brave, devo dire. La donna ha un passo in più su alcuni ruoli, ha un passo in più. Guarda, ruoli dove serve... Volevo arrivare proprio a questo. Sì, lo dico, ce l'ho anche in azienda, nella mia azienda. Certo. Su alcuni ruoli è veramente... fanno la differenza. Fanno la differenza, sì. Ti chiedo un'ultima domanda perché siamo in chiusura, Dimmi. ma penso di saperla. Il tuo sogno? Il cassetto? Allora, rapidamente. Il sogno, allora, se vuoi che ti dico il sogno qual è veramente, è ricreare quell'entusiasmo, quel calore che vivevo da ragazzo. Che bello. In giro per Mestre, quella voglia di stare insieme anche in Piazza Ferretto, con tutti i ragazzi giovani, c'era una vitalità e una voglia di vita questo è vero. Che oggi si è un po' persa. Sì, è vero. E lo sport in questo aiuterebbe, dovrebbe aiutare. È fondamentale, certo. Per cui quello che sto cercando di fare io e anche gli altri amici del calcio Mestre, del calcio a 5 Mestre, della Mestre Fenice, è proprio quello di ricreare questa atmosfera a Mestre, di voglia dei giovani di sentirsi parte del progetto della città e quindi di aver voglia di sostenere, esultare, divertirsi, stando insieme, ricreare quell'entusiasmo lì. E quindi se per arrivarci dovremmo arrivare al derby con la Reyer, lo faremo. E poi in A1, quello soprattutto. Esatto, il derby con la Reyer è solo in A1. È solo in A1, perché ovviamente. Loro sicuramente non mancherebbe altro. Ve lo auguro tantissimo, quindi forza Mestre. In generale, forza Mestre, forza basket Mestre, tutto. tutto quello che riguarda appunto, diciamo anche questa, possiamo definirla anche collaborazione, perché anche tra varie discipline diverse avete come un fil rouge, un collegamento, questo è molto bello. Siamo molto amici anche noi tra presidenti e ci supportiamo molto, e credo che sia la forza che stiamo avendo è legata anche a questo. C'è proprio un movimento Mestre che sta spingendo in generale, che si sta rianimando. E speriamo che tanti giovani mestrini si facciano coinvolgere e trascinare da questo movimento. Ma io sono convinta di sì. Sta già succedendo, però sempre di più. Ma è ovvio, perché che sia con le vittorie, una valanga, è proprio perché se riporti a casa un risultato come questo, è quasi naturale che ci sia essere invogliati poi a partecipare ad eventi, ad incontri, alle partite, eccetera. Io sono convinta di questo. La puntata di oggi è un'occasione per aver incontrato ovviamente il presidente del Basket Mestre, appunto l'ingegnere, dico sempre ingegnere, mi viene spontaneo, vabbè, Guglielmo Feliziani, anche perché ovviamente io mi domando anche come faccio a trovare il tempo a fare tutto, ma molto probabilmente è molto ben organizzato. Come organizzato, tanta gente valida a fianco, sì. Ecco, quindi hai imparato a delegare. Sì, bisogna, se no muori. Se no non saresti neanche qua. Non saresti neanche qua. Allora invece sei stato qua e abbiamo avuto molto piacere che tu sia stato il nostro ospite, un ospite molto attivo, molto simpatico, molto proattivo, e quindi ci auguriamo che Mestre appunto attraverso lo sport riparta alla grande. E vi ringrazio di essere stati con noi oggi. Io ringrazio il Presidente. Grazie a te di avermi invitato. No, e un saluto a tutti quelli che ci hanno guardato. Ti aspetto per la 1. Ecco, va bene. Va bene, o forse anche prima se hai altre novità. Sì, dai, va bene. Se hai qualche novità, ovviamente chiami, e sai che io sono ovviamente felice di averti ospite. Un saluto da Spazio Vostro, un saluto da Televenezia, ci rivediamo la settimana prossima. Grazie ingegnere, grazie Presidente, grazie a voi, grazie di essere stati con noi e arrivederci.